Grazie Gigi. Ringraziamenti iniziali non formali sono innanzitutto al Comune di Venezia, che ha avuto questa splendida idea di fare un osservatorio. No, vabbè, se no, noi da soli non ce la facciamo. Se non costruiamo queste alleanze sul territorio, e spero che la provincia di Venezia non hanno a lavorare. Ma devo dire che per noi è molto interessante, io ho ascoltato con particolare attenzione gli interventi a prima parte, perché mi sono reso conto di una questione, che quando i numeri si dicono a livello nazionale hanno un significato, quando si calano sul territorio cambiano completamente o quasi completamente di significato. Allora vorrei tornare, come dire, a focalizzare l'attenzione sulla ragione d'essere del rapporto eco-mafia. Allora, il rapporto eco-mafia non è la verità, non è la fotografia dell'esistente, è un tentativo di raggiungere due obiettivi. Il primo è quello di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sul problema e sul tema e sulle sue particolarità. Il secondo, che è ancora più importante, è quello di capire che cosa sta cambiando. Quindi non è una fotografia, è il tentativo di individuare, di capire gli indicatori delle dinamiche in atto, che sono già in atto. E questo credo che sia questo il contributo vero anche alle forze dell'ordine, alla magistratura, che un rapporto di questo tipo dà. Cioè non è tanto, come dire, la dimensione tecnico-scientifica del rapporto, quanto le chiavi di lettura che gli incroci di quei diversi dati possono fornire. Per cui io vorrei, anche in parte a correzione di alcune cose che ho sentito nella prima parte, provare a dare alcune delle chiavi di quelle che secondo noi sono delle chiavi di lettura utili. Allora, una che ormai viene data abbastanza per scontata, ma fino a un certo punto, perché è cambiata la geografia delle mafie e delle ecomafie. È un problema nazionale, non è un problema di alcune regioni. Il fatto che in alcune regioni, diciamo, i dati quantitativi siano maggiori che in altre regioni è un fatto secondario oggi rispetto all'emergenza prioritaria, che è quella della diffusione ovunque. E questa cosa oggi per noi è scontata. Allora io vorrei ricordare che circa un anno e mezzo fa il prefetto di Milano, Lombardi, sosteneva che a Milano la mafia non esiste, e lo diceva in una seduta pubblica insieme al ministro dell'interno che era lì in visita. Ecco, queste sono, come dire, delle disattenzioni da parte delle istituzioni pubbliche che preoccupano, perché tutti quanti sappiamo benissimo che oggi il nord-ovest, come è stato giustamente ripetuto qui, è terreno d'elezione dell''ndrangheta. Questo però non ci deve far dimenticare altri cambiamenti che sono in atto. Allora, un numero che Ecomafia 2012 racconta è l'aumento assoluto dei reati e quant'altro. L'aumento però non è un aumento generico, è un aumento che va letto, e va letto in questo modo. Sostanzialmente i numeri i dati sulle illegalità nel mondo dei rifiuti sono stabili, quelle nel cemento sono in leggero calo, soprattutto per effetto della crisi economica. E allora dove aumentano? Aumentano in una espansione orizzontale delle mafie in settori che fino adesso erano secondari. La triplicazione dei reati nel settore agroalimentare, il raddoppio di quelli nei reati contro la fauna e nei furti d'arte, solo per fare tre nomi, ci dice una tendenza, ovvero quale che lì dove esiste una legge che mette il reato di riciclo illegale dei rifiuti come reato penale, con un andamento altalenante, un anno può essere un po' di più, un anno un po' di meno, in un anno se è di più una regione, un anno un po' di meno, però sostanzialmente la magistratura e le forze dell'ordine hanno uno strumento operativo per cui quel reato lì più di tanto, come dire, non si espande.
Dall'altra parte il calo dei numeri sul ciclo del cemento ci dicono la permeabilità delle mafie al ciclo economico, il fatto che siamo in crisi economica, poi va letto anche quel dato, perché i dati sul ciclo illegale del cemento diminuiscono meno di quanto non siano crollati i dati sul ciclo legale del cemento. Cioè gli abusi sono calati da 26.000 rotti a 25.000 rotti, 1 migliaio circa. Il crollo del mercato legale della casa, sapete tutti, invece ha cifre ben più significative. In più, sicuramente, quando aumentano i dati aumentano perché è aumentata anche la capacità di investigazione, non aumentano semplicemente perché aumenta il fenomeno, e quindi di per sé il dato dell'aumento assoluto del numero di reati, se io guardo il mezzo bicchiere pieno, è un dato positivo, nel senso che vuol dire che c'è una maggiore capacità di investigazione. Contemporaneamente c'è sempre quel mezzo bicchiere vuoto, per cui vuol dire che comunque ce ne sono di più e rende più facile acchiappare nel mondo. Vi ricordo per esempio la giustificazione di tutto ciò che nell'Ecomafia 2008, quindi dati 2007, il Veneto risultò quell'anno la seconda regione per reati nel ciclo illegale dei rifiuti. L'anno dopo era tornata ai livelli usuali del sesto, settimo, ottava regione. Ma la posizione in classifica in questo caso non è significativa, è significativo quel dato lì. E di che cosa fu significativo 4-5 anni fa? Del fatto che ormai anche il nord non era esente da queste infiltrazioni, come oggi vediamo che i rifiuti nocivi vengono utilizzati per l'autostrada, per la Brebeni o per altre bretelle, non sono soltanto nella provincia di Caserta. C'è poi un altro elemento secondo me molto importante, che è la quantità di comuni sciolti per mafia. In soli 6 mesi, in quest'anno lo diceva anche Antonio Pergolizzi prima, sono stati 18 in 6 mesi. Sono stati 6 in tutto il 2010 e 6 in tutto il 2011. Io credo che questo, bisogna dirlo senza polemiche, diciamo così, dipende anche dalla specificità del governo tecnico. Cioè il fatto che lì si trovino poi dei prefetti, quindi non una classe politica che magari ha qualche difficoltà in più, lo dico in modo cortese, a mettere fuori legge dei propri colleghi, dei tecnici in questo caso hanno avuto meno scrupoli, sono andati più pesanti e hanno sciolto 18. Se va avanti questo trend, a fine anno il 2012 verrà ricordato come l'anno della punta massima di comuni sciolti, perché non si è mai superato il numero di 30 a partire dal 91. Di questi 18 comuni, 4 stanno al nord. Fino adesso al nord era stata sciolta Bardonecchia nel 95 e un po' più in basso Nettuno, che è provincia di Roma. In un solo anno ce ne stanno 4 al nord, sono tutti al nord-ovest. Però, parentesi, il fatto che certi dati ancora non siano esplosivi per il Veneto, secondo me dovrebbe essere un elemento di allarme superiore, perché questo è il momento di alzare l'antivirus e provare a bloccarlo, perché bloccarlo allarmarsi quando uno è già invaso è un po' più complicato, perché non basta l'antibiotico in queste situazioni. Un ulteriore elemento, io credo che, ed è qui la cosa che non mi convinceva tanto di alcune cose che ho sentito prima, il problema vero è che oggi, e questo veniva detto anche dal senatore Casson, mi sembra, il problema vero oggi è che le mafie hanno sostituito la lupara con la corruzione, e il problema vero di questo paese è che la corruzione rappresenta una zona grigia dove i furbetti, i collusi, i corrotti, alcuni pubblici amministratori, lo dico senza nessunissimo atteggiamento da antipolitica, vorrei che questo fosse chiaro, costruiscono quella massa critica all'interno della quale è indifferente se la persona che fa l'illegalità è mafiosa o non è mafioso, ma di fatto si costruisce un humus del quale le mafie
si approfittano, del quale le mafie vivono, anche se non sono, anche se la persona, diciamo, individuata non è direttamente legata a una cosa come questa. E questo vuol dire due cose. Vuol dire, uno, che si registra, e Ecomafia lo sta facendo da 2 o 3 anni, che oggi la figura, il profilo professionale del mafioso è cambiato. Scusate se uso questo